Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Cari amici, guardate questo video ma molto attentamente perché vi voglio dimostrare quello che dicevo alcuni giorni fa in un mio video, e cioè la mia antipatia per l'allenatore dell'Atalanta Gasperini. Ma adesso devo aggiungerci, e sicuramente alla mia antipatia vi associerete questa volta anche voi, al suo staff, allo staff di Gasperini. Perché? Che cosa è successo? Adesso ve lo dico, ma soprattutto vi faccio vedere e vi faccio sentire. Sapete tutti che l'Atalanta è in procinto tra poche ore di giocare a Torino con la Juventus. E quindi naturalmente lo staff di Gasperini è tutto in partenza per Torino per disputare la gara con la Juventus. E allora che cosa è successo? Che Gasperini, mentre andava alla stazione per potersi spostare verso Torino, e cioè quando scendeva dal pullman, è stato fermato da un tifoso napoletano, naturalmente da lontano, e questo tifoso gli ha sussurrato, gli ha detto Forza Napoli. Beh, penso che fino a qui è tutto in regola, è normale. È normalissimo e lecito che un tifoso vede l'allenatore di un'altra squadra e gli dice Forza Napoli. Come sarebbe stato normalissimo che un tifoso dell'Atalanta, vedendo l'allenatore del Napoli Gattuso, avrebbe detto Forza Atalanta. Ma poi la risposta dello staff di Gasperini. E allora ascoltate. Alzate il volume e guardate questo video magari più di una volta. Testa di cazzo! Terrone del cazzo! Testa di cazzo! Terrone del cazzo! Ecco, avete sentito? È pazzesco. Come fanno uomini di sport a rispondere a un tifoso che ha semplicemente detto Forza Napoli con una risposta del genere? Soprattutto, se avete sentito bene, dopo il terrone schifoso, eccetera, ci sta anche una bruttissima bestemmia. Una bestemmia, quella che avete sentito, che purtroppo al nord, tra la Lombardia, il Piemonte e il Trentino Alto Adige, è una bestemmia proprio regolare. Diciamo che su ogni 3 parole ci sono 2 bestemmie del genere. A tal punto che queste persone non si rendono nemmeno conto di aver fatto una bestemmia pazzesca e gravissima. Naturalmente non tutte le persone di Bergamo, di Lombardia, Piemonte o del Nord usano queste bestemmie, perché anche se è una pessimissima abitudine questa al Nord, tante persone sono molte attente proprio per non farlo, ma purtroppo la maggior parte è così. Adesso in questo video quello che a me mi infastidisce è proprio che a un'esortazione, a un Forza Napoli si risponde con terrone schifoso. Questo è lo staff di Gasperini. Quindi questo allenatore, per avere uno staff del genere, secondo voi che idee avrà? Beh, penso che dopo aver visto questo video vi è molto chiaro. Io questo già lo sapevo, come tanti di voi già lo sanno. Per questo ho sempre esclamato che questo allenatore mi è tanto antipatico, non per il fatto che è un tifoso juventino, ma proprio per questi suoi atteggiamenti. E adesso viene fuori anche il suo staff, questo operatore di calcio
dovrebbe essere preso in considerazione. Questo video adesso dovrebbe essere una prova per questo operatore di calcio dello staff di Gasperini. Dovrebbe essere una prova per avere una lunga squalifica. Prima di tutto per la gravissima bestemmia e poi perché o rispondi con il silenzio o rispondi con Forza Atalanta, in quel caso al Forza Napoli del tifoso. Secondo voi si prenderà provvedimento? Questo operatore di calcio sarà squalificato? Sarà fatta un'indagine tra lo staff di Gasperini per sapere chi è che si è permesso questa lurida, schifosa bestemmia e questa brutta espressione al grido di Forza Napoli? Beh, io sono convinto di due cose. Innanzitutto che dopo tante vittorie l'Atalanta le prenderà dalla Juventus. Sì, come ogni anno, l'Atalanta ha fatto sfracelli, compreso con il Napoli, con il quale ha vinto un po' meritatamente e un po' per demeriti del Napoli, per quei famosi 10 minuti del Napoli veramente da polli. Però ha vinto, quindi ne ha vinte tante di partite. Ma state certi, e vedrete se non ci azzecco, che l'Atalanta le prenderà sicuramente dalla Juve. A voi il pensiero, perché l'Atalanta ogni anno, anche quando va alla grande, arriva a Torino e perde la partita. L'altra cosa di cui sono convinto, sicurissimo, è che nei confronti di questo operatore di calcio che ha fatto e detto questa brutta espressione, questa brutta figura, questa pazzesca bestemmia, non sarà preso nemmeno mezzo provvedimento, anzi questo video sarà completamente ignorato. Voi invece, cari amici, come la pensate? Siete indignati di questo video o secondo voi è una cosa normale? Naturalmente siete invitati a dire la vostra opinione e a esporre il vostro libero pensiero scrivendo nei commenti sotto questo video. Intanto incassiamo ancora questa estrema dimostrazione di schifezza e vorrei dire a questo operatore di calcio che ha fatto e detto questa cosa in questo video: sicuramente tanti terroni non saranno perfetti, sicuramente tanti terroni per il loro comportamento non fanno onore alla loro splendida e meravigliosa terra e soprattutto alle grandi tradizioni civiche di questo popolo. Ma un'altra cosa invece è sicurissima, che lo schifoso sei tu che ti permetti di dire quello che hai detto, ma soprattutto perché sei capace per nulla di tale e schifosissima bestemmia. Vergognati, ma credo che non lo farai, perché la gente come te è talmente piccola e inutile che non conosce nemmeno la vergogna.